Picciutteddo coraggiosi, non ci pensassi tu voto a rinnegare tuo pace e a metterti contro ogni mafioso. In te pormuna respirava aria di canciamento, ma lo coro tuo era chino di sgomenti, quando viria l'aria e i gesti di certa gente che s'annacavano e comandavano in tuo paese, senza canoddi ci diceva niente. Radio Out era la tua voce, erano tante le cinisari che t'attentavano, in sutta t'apprezzavano, ma al contrario di te non parlavano, perché da mafia si scantavano. Il padrone Ricinesi t'hanno seduto, lo chiamavi, pigliare in tala sua casa 100 passi tu contavi, su onda pazza tu gridavi, sfottendo senza scante né timori, politici, mafiosi, sindaci e commendatori. Li to pensati a cominciare a essere pericolosi, li to denunci fin da poco erano fastidiosi. E fu a così, in calo 9 maggio tu 78, lo corpo tuo marturiato, in capo ai binari da stazione di Cinisi fu trovato, e un suicidio fu ammentato. In to cuore di tua madre felice, una ferita mortale si rapiò, Idda non si dava pace, e allo suicidio non credia. Per darti giustizia, tanti anni lottavo con dignità, per chiccare in terra il rumore d'omertà e fare conoscere a tutti la vera verità. Peppi, che vergogna per noi siciliani, per chi che ti fecero sti malviventi. Nuddi si faceva avanti, nuddi sapia niente. Lo tempo passa e ogni anno, lo 9 maggio, tanta gente viene a Cinisi per ricordare lo tuo messaggio, portato avanti di tia con tanto coraggio. Ma picchia chiamano cosa nostra? A mafia non è cosa mia, a mafia non è cosa di tante siciliani che travagliano onestamente e vogliono essere liberi di sta malamente. La Sicilia non è solo terra di mafia, è terra di sole, di mari, d'aria pulita e di brava gente. Abbiamo voluto ricordare Peppino Impastato e la sua morte affinché sia da esempio a tutti noi e in particolare ai giovani che rappresentano il futuro. Oggi abbiamo bisogno di certezze, di diritti, di solidarietà e di comprensione. E Peppino, durante la sua vita e oltre la morte, li ha incardinati tutti. Casa Memoria, aperta in ricordo di Peppino e Felicia, meta di continuo pellegrinaggio, appartiene all'umanità.